Ad eventi in anteprima, Cinzia Oscar presenta la compagnia stabile degli Oscar dal 12 ottobre. Uè, ma sto pesce proprio zuppato, quando è che se ne va a rindare il mio convento? Va bene! Va bene! Ah! Il maestro che vanno fa spesa, la carretta che tiene in campagna, l'accompagna per tutta la città. L'accompagna per tutta la città. Una chance con lusso e coccialla, sa presente che la musica io parla, ma sorride che stomaca avanza, o ti scazza che stomaca fa. Cinzia Oscar sarà grande protagonista della scena teatrale con una serie di lavori di cui lei sarà assolutamente protagonista, ma non solo. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una stabile teatrale, cosa non facile da fare oggigiorno, perché sappiamo insomma che i teatri non è che stiano vivendo un ottimo momento. Per cui abbiamo pensato di portare questa compagnia stabile che resterà tutto il periodo invernale e cambieremo dei lavori. Ti dico alcune date. La compagnia stabile degli Oscar presenta dal 12 ottobre fino al 24 novembre la Monaca di Monza, ovvero Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Poi dal 1 dicembre al 26 gennaio porteremo una famiglia scombinata, ovvero la Ninna Nanna. Poi ci sarà dal 2 febbraio al 30 marzo A Storia Mia, ovvero Caro figlio mio, dove ci sarà poi come protagonista mio figlio Marco Caloni in arte.
sono felice di dire questa cosa. 3 lavori per circa 6 mesi di programmazione, un progetto importante, come stavo dicendo appunto, visto il momento non felice del teatro ma anche dell'arte in genere, una scommessa, una sfida o la grande passione verso il teatro? Una sfida, una scommessa e la grande passione innanzitutto, anche perché noi non siamo sovvenzionati per adesso, per cui facciamo tutto di tasca nostra. Lo facciamo perché noi crediamo proprio nel pubblico, perché il pubblico vuole che ritorni il teatro e per quanto mi riguarda vuole proprio che vuole venire a vedermi a teatro, per cui come me ci sono tanti altri attori, qui parliamo anche di Sandro Bellafonte, un comicissimo che le persone amano tanto e sono felici di vederlo a teatro. Io vorrei dire i nomi dei componenti della... Certo, perché senza sarebbe un po' difficile portare questi lavori in scena. Allora, Cinzia Oscar, Sandro Bellafonte, Toni Palmentieri, Marco Calone, sottolineo, sembra un figlio mio, poi Gianpietro Ianneo, Mario Bellafonte, Rossella Santoro, Nino Ferrara ed Enzo Cavaliere. Musiche e arrangiamenti del maestro Alberto Costa, suggeritore Salvatore Conte, addetto stampa Antonio D'Addio, nostro carissimo amico. Testimonial Rita Russo, non da una riga e non da una conda, perché lei non può mancare. Luce audio Antonio Machizzano, direzione artistica di Cinzia Oscar, regia del maestro Alberto Costa. Un progetto questo appunto ricco, ma si tratta di commedie prevalentemente, dei lavori in cui si ride ma si la fa anche riflettere. Sicuramente sì, sono delle commedie musicali innanzitutto, un mini musical, delle commedie brillanti dove c'è un po' di tragedia ma che si sdrammatizza da buoni napoletani, perché abbiamo voglia di sorridere. Cosa significa portare in scena la tradizione? Perché in realtà è quello che è alla base dei suoi lavori, che è alla base del suo teatro. Significa sentirsi al 100% napoletani, perché portiamo il costume di Napoli. Siccome io sono una verace napoletana, sono nata nel quartiere Sanità, un quartiere nobile della nostra Napoli, e sono felice di esserlo e di sentirmi proprio napoletana. Per cui portando il teatro io porto uno dei quartieri della nostra bellissima Napoli.